Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you've seen. Eccoci qua per un altro appuntamento con ingresso libero. Abbiamo dei bei visi, delle belle persone, così se gli occhi sono lo specchio dell'anima. Partiamo da destra verso sinistra a presentarli. Fabio Zaganelli, fantasista, l'avete già conosciuto la volta scorsa, ci ha parlato un po' dei suoi viaggi in giro per il mondo, della sua arte. Poi abbiamo Silvia Casadio, ecco perché Casadio, che ha fatto tante cose, altre ne farà, è un'organizzatrice anche e dopo ci spiegherà che è qui per organizzare un evento molto nobile. Buonasera a tutti. Io mi sono scordato, facciamo un applauso ogni due perché siamo in troppi. Allora, questo è cumulativo di Fabio e Silvia. Lucio Russo è venuto a trovarci, stiamo finendo la stagione, dice non posso non venire a salutare. Vengo a finirla. Esatto. Tra l'altro la prossima volta ha detto che ci raggiunge anche Rinoceronte con le non solo Miss da Colorado, perché insomma Mi tocca venire, mi tocca venire di nuovo. Ti tocca venire, no, ma che cosa Con ti interessa? Te vieni No, per va il tuo bene. pubblico. Esatto, no? per loro. Poi abbiamo Davide Battilani. Buonasera. Che dice che non può più girare per il fotografo, lui è un cantante lirico, però hai fatto anche, oggi in questa società dove si cambia spesso attività, hai detto il grafico. Beh, io faccio un po' quello che mi capita. Adesso così è troppo. Cioè. Ah beh, scusa, no, vabbè, dunque io ho fatto prima, sono stato redattore scientifico presso varie case editrici. Redattore scientifico? E poi grafico editoriale, corista lirico, ho insegnato un po' cose varie. Non ci sei più te in certa editoria, è calata molto. L'ho notato anch'io. Sto cercando di farlo passare come messaggio agli editori a vedere se... però l'ho notato. Infatti... Tra l'altro Davide si lamentava che da quando fa sta trasmissione non può andare in giro per la sua cittadina, che ogni tanto qualcuno lo ferma. Ah sì, è un disastro. Uno ogni 7, hai detto? Ogni 7 abitanti? Ogni 7 che incontri. Ah scusa, sì, ogni 7 che incontro uno mi ferma e mi chiede di pagare il caffè, quello è il problema. Cioè non è tanto che mi fermi, fare due chiacchiere, è che vuole il caffè. E allora dice come sei stato bravo. Sta iniziando a diventare un problema. Ecco. Vabbè, speriamo. E poi abbiamo alcuni, avete una doppia, tripla, quadrupla responsabilità perché rappresentate tutto il gruppo del corso di comicità di Università Aperta 2016-2017, quindi che tra l'altro è un gruppo che si è trovato bene dopo il debutto, per cui è rimasto in contatto e ha già fatto qualche replica parziale, qualche assaggio dello spettacolo in diverse situazioni. Vi presentate voi, Giulio, Pietro, Antonino, Bruna. Sì, voi avevate già avuto esperienze teatrali prima, vi siete affacciati con che spirito? Per curiosità, Io non avevo mai avuto esperienza. No, parla col microfono. Io non avevo mai avuto esperienza di questo genere qua, però avendo avuto dei problemi familiari ho intrapreso questo hobby e mi sto divertendo, me la sto spassando, diciamo. L'ha fatto bene, insomma. L'ha fatto molto bene, come ho detto un'altra volta, secondo me è un antibiotico naturale che conta molto. Ecco. Bene, sono contento visto che ho partecipato. Poi Pietro? Io diciamo... Studi molto prima di andare in scena te? Molto. No. O improvvisi? Improvviso un pochino e niente, mi piace soprattutto come diceva, soprattutto perché viene fuori una parte di te stesso che sei sempre costretto a tenerla nascosta, quindi
cerchi di uscire un po', insomma, dai come tuoi panni. Come sono i rapporti con i tuoi colleghi? I miei colleghi della bottega del buon umore sono molto buoni, sì, sono molto buoni, anche se siccome nella scena faccio lo psichiatra, tendo a psicanalizzarli tutti. Loro però non si lamentano, quindi vuol dire che la situazione è buona. Dopo vediamo qualche contributo del vostro show al Don Fiorentini, mi sembra, poi se mi sbaglio vediamo. Io sono Antonino, sì, mi trovo bene, dici che sono un teatrino da quando ero piccolo, adesso vediamo. Sei un teatrino? Il dottore qua vicino che mi cura siamo a posto. L'altra volta abbiamo mandato già un inserto del vostro gruppo, in particolare c'era un pezzettino dove io facevo l'autista, sì, del pullman, bisogna vederlo perché chi se la perde... E chi ti conosce non capiva quanto c'era di recitato, quanto c'era di natura. Di natura, sì, quella natura non ce l'hanno in tanti, non so se ce l'ho io, adesso bisogna vedere nei prossimi... E poi... Adesso c'è Bruna che è la direttrice. Direttrice di cosa? Poi c'è Bruna, cosa vuoi sapere? Niente, ti sei divertita con questi ragazzi? Sì. No, quest'anno credo sia proprio un gruppo molto... perché qui siamo in 4, ma siamo 15 mi sembra, 15? 14, 15, siamo un bel gruppetto, se rimaniamo mi sembra una buona... un buon amalgama, ecco. Beh, approfittiamo del fatto che stavo parlando con voi, mi scuso con Enrico, con la regia, se sto rivoluzionando la scaletta tanto per cambiare, ma visto che ci sono i ragazzi della comicità, mandiamo il secondo contributo del loro show. Sono curioso, vediamo cosa peschiamo dal cilindro, perché... Ecco, nel teatro, specialmente nel cabaret, nel teatro comico, con pochi oggetti si può viaggiare con la fantasia. È brava, vogliamo fargli un piccolo applauso alla Bruna, che chissà quante volte ha messo a posto le sedie a casa e non l'ha mai applaudita nessuno. Matrimonio, famiglia, 3 figli, parenti, pranzi di Natale, di Pasqua e anni di pantaloni a cui fare orli e maglie da lamentare. Conosco meglio io la Singer che la Zanicchi il microfono. Ma ora sono arrivata al punto di rottura. Se solo vedo un ago perdo il controllo e se qualcuno mi dice una sola cosa di sartoria me lo mangio vivo. Sono anche in crisi col marito. Beh, certo, lui vorrebbe ricucire. Cosa ha detto? No, vorrei fare questo viaggio per ritrovare me stessa. E riallacciarsi al filo del discorso. Al filo di che? Come si permette? Se tutto va così, faremo in un lampo una cernera lampo. Io lo uccido. Stia calma, non lo fa apposta. Gli manca la stoffa allora. Volevo dire? Lei viaggia molto? Sì, con la fantasia. Lei crede nel destino? Sì, se si versano i contributi. Io sono in pensione. Io no, e non so se ci andrò. Io ci sono andato e adesso posso fare finalmente quello che mi piace. E cosa mi piace fare? Niente. Capisco. Ovviamente qui non abbiamo i tempi teatrali, la TV è più veloce, abbiamo sminuzzato, abbiamo stagliuzzato, fatto dei coriandoli dalla vostra scena. Allora, Silvia, prima le donne. Ciao, buonasera a tutti, sono Silvia, vengo da Castel Bolognese e questo venerdì promuovo un evento di beneficenza che si farà al Mulino Scodellino di Castel Bolognese a favore dei terremotati d'Abruzzo. È un mini festival con 4 gruppi musicali, tutti della zona. I Bella Prica voi li conoscete perché sono proprio i molesi nati qui e sono quelli che chiuderanno la sera. A aiutarmi nella serata avrò Davide,
che mi farà un pochettino il comico della situazione, che ci vuole. Comunque il ricavato andrà tutto ad Amatrice e dintorni, quindi io sono qui a presentare questo evento. Il mulino Scodellino è nato nel 1300 ed è l'unico che funziona ancora come mulini nati all'epoca, quindi è stato spinto e ristrutturato dalla comunità europea e adesso è anche una bellissima location, è una piccola perla che c'è tra Castel Bolognese e Solarola. Quindi è un'aggiunta, è un'aggiunta in più, sì, sto dicendo che sono quelle cose che difficilmente trovi e quindi oltre allo spettacolo che andrà in beneficenza e facciamo suonare i giovani che vengono tutti a titolo gratuito, c'è un piccolo stand da mangiare, ci siamo noi, insomma, oltre alla serata è proprio il posto che è molto carino. Io non so quanto riuscirete a raccogliere, speriamo il più possibile, ma la cosa importante è che si continui a parlare del problema dei terremotati, perché l'abbiamo visto troppe volte che tolti i riflettori, andati via i giornalisti dalle zone, si tende a dimenticare le promesse e tutto. Assolutamente, poi noi andremo là e glieli porteremo. È un progetto che segue 2 serate, la prima ha raccolto sui 900 euro, è stata fatta a marzo, questa speriamo di fare una cosa simile e poi a giugno a strade aperte, perché vicino a Cumoli la strada era ancora chiusa, andremo e porteremo a mano all'organizzazione bandistica, che quindi loro stabiliranno dove darli, perché comunque questi ragazzi dormono ancora negli alberghi, adesso hanno il problema con gli albergatori, è così, purtroppo per loro quest'anno è stato un brutto anno. E cerchiamo di fare qualcosa di buono con le arti e con quello che riusciamo a fare. Brava Quindi Silvia. ringrazio anche tutti quelli che sono nell'ambito artistico come voi o come in piccola parte si danno da fare per far ridere e per lasciare 2 ore di felicità, che sono quelle le cose più importanti, non nient'altro. Solo ridere e stare bene in felicità insieme, tutto il resto è noia. Fabio, tu che hai girato in lungo, in largo, di traverso, di fianco il mondo, quali sono le zone che hai visto più bisognose di aiuto, di coinvolgimento? Ok, da quel lato lì. Sud America e India. Sì. In particolar modo in Sud America, Centro America, Guatemala, Salvador, Honduras. Cioè noi sentiamo qualche notizia un po', dipende dal periodo, dal telegiornale, la situazione lì adesso è brutta in Venezuela, mi sembra anche in particolare. Sì, in Venezuela adesso c'è una crisi economica non indifferente. Ci sei stato recentemente? No, al tempo, alla fine metà anni 90, mentre viaggiamo in Colombia, quando dalla Colombia dovevo andare in Venezuela, ho fatto tutta la costa ovest. Ho attraversato tutta la costa ovest e ho visto le spiagge, le zone lì più che altro. E quindi tu hai portato un po' sì, chiaro, al tempo ho fatto spettacoli qua e là, un po' organizzato per conto mio, un po' mi sono appoggiato a gruppi teatrali della zona e nei luoghi turistici e mi andavo a proporre negli hotel. Ti è mai capitato quando eri in giro di dire ma chi me l'ha fatto fare di lasciare il certo per l'incerto? Perché la tua è stata proprio una scelta di vita, uno svoltare a un certo momento della tua vita. Non mi è mai capitato perché mi divertivo un mondo. Quindi sei sempre stato... Sì, certamente. Tra l'altro ricordiamo che tu hai scritto un libro che è quasi un diario di viaggio, che ricorda il titolo, ne abbiamo parlato un po' la volta scorsa. Per l'esattezza lo definirei più un romanzo autobiografico, sì, c'è anche in un certo senso diario di viaggio, però... Pubblicato da, hai detto? Società Editrici Il Ponte Vecchio di Cesena, che in Romagna è abbastanza direi che è una casa editrice nota. Il titolo? La fortuna viene a chi sorride. Non è un titolo buttato lì a caso. Non è a caso, perché ci sono persone che, per esempio, ma le incontriamo tutti, oppure delle volte siamo così noi per primi, ci sono persone che si lamentano solo di quello che non va e non iniziano subito a prendere beneficio di tutto quello che va, dando per scontato tutto quello che va. Esatto. Poi un giorno non tutto quello che va continua ad andare, gli viene poi in mente che non hanno apprezzato le cose quando c'erano. Non so mica se mi sono spiegato, sì, no, anche con me stesso solo. Ho capito benissimo, cioè praticamente in sintesi è che se le cose, la vita, l'esistenza l'affronti con il giusto approccio positivo, le cose ti vanno bene per forza. Volevo dire così io, secondo te? Sì.
No, o lo decidi? Forse Cioè, io l'ho detto con parole più semplici, tu sì. l'hai detto... D'ora in avanti mi traduce Fabio, così... Tu l'hai detto più da, Sì. da intellettuale. Da intellettuale, non più di tanto. Anche tu viaggichi, Adesso riprenderò. Adesso basta che non vi scatti la competitività, No, Lucio, no. Fabio, che fanno la gara, io ho fatto 200 km più di te. No, però dopo mi sa che gli chiedo di qualche collaborazione, perché foto e... Ah, quante ne vuoi? Allora, le viaggia e io foto... scatto. Lui viaggia e tu scatti, cioè, ma sai che viaggiare con sempre uno lì, che lui ha bisogno di star naturale, non pensare che ci sei sempre te dietro. Ascolta, hai qualche testimonianza, le ultime foto che hai fatto dall'ultima volta che ci siamo visti? Ultime foto ho fatto... non vuoi dirlo lo stesso. No, ho fatto un sacco di selfie, quelle con personaggi Ti più sei messo o a fare meno i selfie? noti. Messo a fare i selfie? Mi sono messo a fare i selfie, se li vuoi vedere? No. Sì, Visitate uno la mia l'ho visto. pagina di Miraggio di Lux e lì ci sono tutti. Comunque ti ho visto prima, mi hai fatto vedere nella schermata del telefono. Era il 25 aprile, era quando il presidente Mattarella ha fatto il discorso a Carpi, mi sono intrufolato finché non sono arrivato al suo fianco. E lui ha detto, guarda mo se funzionano le guardie del corpo. L'ho anticipato e gli ho detto, Presidente, facciamoci un selfie. È rimasto un po' spaesato perché ho bypassato 15 guardie del corpo e basta. Però è andato bene, cioè, gli ho spedito anche la foto ultimamente, poi vediamo se mi risponde grazie dell'omaggio. Ah no, sicuramente si ricorderà, eccolo qui, ancora questo. Se no mi arriverà una cartella esattoriale verde. Quindi allora sei arrivato da Mattarella e poi? Poi dopo sono andato a Sant'Arcangelo di Romagna a un'inaugurazione di un centro estetico dove c'era Demetra Hampton, te la ricordi Valentina? Quella col caschetto nero, sì. È ancora bella, sebbene ci ha attaccato ai 50 anni ma è ancora molto bella. Adesso che dopo iniziano a telefonare le cinquantenni, cosa avete da dire? Cioè, perché guarda che ci sono delle cinquantenni che sono in forma più che smagliante. Certo, però parlando di lei... E quindi cosa ti ha detto? Ha detto che ci vedremo a Roma prossimamente per fare qualche collaborazione, se riesco anche reality, fiction, vado l'idea, mi intrufolo anche lì. Ah, ma hai detto, un giorno mi hai telefonato, mi hai detto che avevi lavorato in Cogliandro, che eri in un locale, sono arrivati loro a girare, e allora ti hanno detto stia lì che abbiamo bisogno di avventori. Stia lì perché lei ha una bella barba e allora deve incollarsi alla poltrona e allora ho detto va bene, facciamo anche questa esperienza. Cosa mi manca? Che sono poi quei ruoli che sono difficili da spiegare, ma non ti ho mica visto, ero quel tavolo dietro che poi delle volte quando fanno il montaggio, magari te ti sei alzato ad andare in bagno, tengo buona quella, e dici ma non c'eri mica perché sono andato in bagno, però lì c'ero io. Come quella birra che ci avevo davanti, era già bevuta ma non l'ho bevuta io e c'avevo una sete. No, ascoltate, se adesso sapete che vuol dire che nella nostra vita abbiamo svoltato, siamo diventati qualcuno, quando c'è il russo che ci corre dietro per fare i selfie, se no siamo ancora troppo poco per... Addirittura mi hanno paragonato a Paolini. Non so se questo sia bello, no, però vuol dire che sei... No. Sei invadente un po' allora. No, io arrivo, vado. Mi spiacerebbe, siccome tutte le mattine apriamo i giornali, ti ha detto Mattarella se sta legge elettorale si riesce a fare qualcosa, se li riesce a mettere d'accordo? Detto qua entro l'estate la fanno. Cioè, secondo voi perché non fanno? La legge elettorale non riescono a farla perché ogni partito deve farla giusta, se dicessero con questa legge vince il tuo partito, la farebbero... Ogni partito la vuole fare a sua misura, immagine e somiglianza. Di pure, non capisco mica da quelle smorfie che fai, No, io ero qua che ridevo perché mi chiedevo dove l'avevo già visto. Adesso mi è venuto in mente, qualche giorno fa ero col presidente Mattarella, gli ha squillato il telefono e praticamente ha messo il suo selfie come sfondo del telefono, del cellulare. E te cosa facevi con Mattarella? Gli parlavo della legge elettorale, gli suggerivo la legge elettorale. È uno di quei Ascoltate, sette che gli ho devo offerto riprendere voi due presi assieme, faccio fatica. Mandiamo un contributo di uno spettacolo teatrale ma con Medo Ondarini. Un po' di relax perché Medo Ondarini. No, ma adesso ho colto di sorpresa la regia.
Arriva un momento della carriera che uno deve fare un salto in là, cioè deve andare oltre se stesso, deve superare i propri limiti, per cui io sto cercando di diventare un attore completo, per cui... Si sono messi a ridere tutti, non io, è partito da loro. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando... Due sono già andati via. E spaventosi silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento allo stormir tra queste piante, io quello infinito a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei, e così in questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ne approfitto perché qua in molti lo conoscete e io vi posso dire, ormai diciamo che sono 3 anni che siamo insieme, ormai sono diventati 4. Ragazzi, io ho la fortuna di lavorare con un grande attore, perché una persona che fa finta di essere così insmita, Non dico un complimento. No! Perché uno che si fa Bologna-Milano e ogni 4 secondi muove l'interruttore del tergicristallo perché piove e io al viaggio di ritorno gli dico guarda che esiste anche la funzione che va a intermittenza. L'ha scoperto al ritorno, lui ha fatto tutto il viaggio così, tu sei una... Io pensavo facessi apposta, cioè, ma tu sei un genio, uno che vede la spia perché queste cose succedono in macchina mentre viaggiamo, vede la spia rossa da 58 km, passiamo 7 autogrill e io lo guardo, boh, ci avrà una tanica, non lo so, e rimaniamo a piedi, ma lui è un genio! È un genio! Non la pensavi mica così quella sera. È un genio! Abbiamo fatto degli urli. Io no, veramente. Allora vedi che mi hai rivalutato. Ma infatti ti sto rivalutando, ma potrei andare avanti ora. Non sono convinto che sia andato giù il contributo giusto, ne avevo preparato un altro, vabbè, ormai è quasi un dietro le quinte questo. Non riusciamo mica a preparare la tua performance, la farai nel secondo tempo. Ah, come vuoi tu, Davide. Ti vai a preparare per il secondo tempo. Intanto i ragazzi, quindi voi continuerete col teatro? Sì. Continuerete? Sì. Ah, penso che questa sia una notizia, era proprio quello che il pubblico da casa voleva sentirsi dire, perché il mondo dello spettacolo senza le vostre espressioni non sarebbe stato più lo stesso. Sì. Davide, scusa, era una scuola che siamo andati a scuola, giusto? Io pensavo che mi pagavano, mentre ho pagato io, com'è? La prossima pago io o mi pagano loro? Cioè adesso sono cresciuto, a doppia. Dipende cosa farete sul palco. Adesso... Ah, comunque la prossima scuola... Ma te sai anche cantare, vero? Sì, prova a fare un acuto, fa sentire un acuto. Acuto di Celentano. Abbiamo 10 secondi, proprio, ti ho messo proprio in 10 secondi così possiamo tagliare subito se ce la vediamo brutta. È una sicurezza che mi sono dato, perché non sono così sicuro che tu sia bravo a cantare come a recitare. Vabbè, cantare insomma, cioè, è come... Ti prenderò, di notte e di giorno anche se tu dirai di no. Va bene, fermiamoci qui, rimaniamo con dubbio. Lo sguardo scivola. Chiedo quanto abbiamo ancora di tempo. No, basta. Allora,
Niente, avete visto che ospiti sostanziosi abbiamo stasera, tutti da assaggiare, e questo era l'antipasto, li rivedrete tra pochi istanti qui con voi ancora così determinati, simpatici e solari, e ospiti di ingresso libero. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you say. Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospira. Non pensar, parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. So che una bella e magliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. Che bravo. Grazie, grazie.
Sono le Quindi una canzoncine. volta, in che anni si cantava esclusivamente in questo modo? No? Sì. Che anni erano? Beh, sì, questa è diciamo una delle classiche canzoni all'italiana, delle cosiddette la canzone melodica all'italiana. In particolare questa è del 1932, scritta da Cesare Andrea Bixio. Che Bixio è parente di Bixio? È parente, pronipote, qualcosa di Bixio, simile. quello che presenta Zeli. Sì, no, non credo che presentasse. No, quello è Bisio. Quello è Bisio, no, infatti Bixio, no. quello che ha aiutato Garibaldi. Esatto. E fu scritta questa canzoncina per Vittorio De Sica. No, è parente questo Bixio con il Bixio che... Di Garibaldi, sì, loro sì. Erano parenti? Sì. Ma se non lo sai, dimmi. No, lo so. Era pronipote, una cosa sì, ma adesso non so bene il grado di parentela. Guarda che andiamo a controllare. No, sì, si può controllare. Per il film, fu scritta per un film dove Vittorio De Sica la cantava e partecipava anche al film, Gli uomini che mascalzoni, che fu presentato alla prima mostra internazionale del cinema di Venezia del 1932. La curiosità di questo film è che praticamente fu il primo film in cui girarono in esterna, mentre prima facevano tutto dentro gli studi cinematografici. Chiaramente il cinema era nato da poco, insomma, però mentre fino ad allora avevano sempre girato negli interni, questo fu il primo film in cui cominciarono a girare in esterno. Così, sì, comunque una curiosità. Hai anche una curiosità, comunque dimostri di documentarti. Vedo che i ragazzi della bottega comunque ti guardano con compiacimento, cioè ti considerano uno di loro quasi. Cioè. Sì. No, perché come espressione sei su quella linea lì. Sì, ma infatti mi fa piacere, anzi mi sposto quasi, comincio, mi avvicino a loro. Allora salutiamo anche, hai sostituito degnamente stasera Mattarozzi Valentina, che è la nostra voce canora, è stata tutto l'anno, stasera aveva un impegno e dal live non è potuta essere qua. Comunque complimenti davvero. Dovevamo dare un po' di date a proposito, prima mi sono scordato, oltre al 19 di maggio al Mulino Scodellino, volevo ricordare anche, prima mi sono scordato ma hanno fatto dei gestacci, di dire anche il calendario di me e Marco Dondarini. Il 20 maggio, cioè il giorno dopo essere andati per questa iniziativa fantastica, saremo invece al Centro Montanari a Bologna con Duilio Pizzocchi, Rinoceronti, in una serata di cabaret. Inoltre abbiamo per la zona qua, i Romagnoli Molese, saremo l'8 giugno in piazza Imola per il giro, in occasione del Giro d'Italia dei dilettanti, che hanno ripreso a fare grazie anche all'intervento in prima persona di Cassani, il CT della Nazionale Italiana di Ciclismo. Quindi dopo tanti anni riprende il Giro d'Italia dei dilettanti, che tanti campioni poi ha aiutato a crescere finché poi non hanno fatto il salto al professionismo. Invece il 4, saltavo la data del 4 giugno, saremo nella Vallata del Santerno a Casal Fiumanese. Ecco, se qualcuno vuol venire a incontrarci, siamo lì per passare qualche serata insieme proficua. E comunque la prima è la tua, quella Perfetto, venerdì sera al Mulino Scodellino per i terremotati di Amatrice e dintorni. Per non dimenticare, per continuare a parlarne. Assolutamente sì, per sentire della buona musica, per farci 4 ore di cazzate insieme e per fare qualcosa per gli altri, che fa bene. È la cosa migliore da fare del bene e non fare del male, fare le cose che fanno bene. È riuscita a prendere l'applauso senza fare... spontaneo, le cose migliori. Grazie a tutti. Allora, un video, dunque il vostro video l'abbiamo già mandato, per stare un po' comunque sul genere brillante, eccetera, potrei mandare un video di Osvaldo Fresia, un artista piemontese. Dite quello che pensate, se qualcuno di voi si riconosce anche in lui. È bello perché un pubblico che qualunque stupidaggine gli dici da fare, loro la fanno.
Guarda, Ho visto l'altro giorno, mentre andavo per la strada, a un certo punto, di sotto l'angolo di un palazzo, ho visto uno che si fumava una di quelle sigarette alla spina. Ma io ho visto tutto e già mi sono avvicinato a lui, in faccia l'ho guardato e poi gli ho detto così: non ti drogare, non ti drogare, guarda me che non mi drogo. Aspetta, nella serata c'era anche un gruppo di attori comici, ecco Antonio il regista che li ha seguiti, allora è andato bene il debutto dei ragazzi. È stata una serata importante perché siamo riusciti a rappresentare 5.000 tipi di comicità diverse e questo era il successo della serata, il tuo, quello di Fresia e poi anche il nostro è stato un esempio ricco e poi alla fine la finalità della scuola è anche quello, no? Far vedere la varietà che si può trovare nel teatro, nella comicità. Ecco, e poi questi ragazzi qui sicuramente con un po' di esperienza in più nel portare la voce, nel gesto, gli manca un pizzico di esperienza che si fa solo sul palco, quella si fa lì. Adesso palcoscenico a tutta, come si dice, assolutamente. Va bene, vi salutiamo. Quindi prove sul campo. Fresia, lo vorresti, sei in una compagnia, lo prenderesti? Lui è un grande, è davvero bravo perché il segreto della comicità è quando il comico rimane serio. E voi due siete un esempio di questo tipo di una comicità calma, non esaltata, non nevrotica, non nevrastenica, ma una comicità misurata, fatta di facce serie alla Buster Keaton. Ecco. Lo abbracci tu, lo abbracciamo tutti e due assieme. Ecco che sei proprio... Appena detto seri perché mi ha fatto ridere, ho riso. Bravo. E anche Davide, bravissimo. Bravo, complimenti. Anche tu sei proprio bravo. A noi ci mancano sempre le chiuse, rimaniamo sempre sospesi. Sì. Ecco, perché non riusciamo a trovare una chiusa? Ciao. Torniamo in studio, Lucio? Sono qua. Quindi oltre i selfie, quindi hai deciso Osvaldo però mi manca. Ti manca la foto con Osvaldo? La foto con Osvaldo? Sì. Me lo presenterai prossimamente? Sì. Hai visto, ti piace la flemma, il tipo di persona. Allora è un po' il vostro genere o siete molto diversi voi? Di Osvaldo? Sì. La reattività è la stessa. La reattività è la stessa, mi dicono da qua. Siamo sulla stessa linea. Comunque è un artista tutto Tieni tondo. Il microfono vicino. È un artista tutto tondo quel signore là. Ecco. Anche te mi sembri un artista tutto tondo. È un tondo diverso però. È un tondo diciamo... Questa battuta non puoi farla certo con me. No, assolutamente. Ha i suoi tempi, però nella sua maniera è un artista. Cioè, forse non so, forse ha qualche, cioè è orientale quasi nel clima che crea. Sì, noi andiamo di corsa. Una suspense tremenda, cioè, non sai mai se arriva o se non arriva sto signore. Dai, abbiamo qui un artista che stiamo esportando in tutto il mondo, perché in tutto il mondo ormai sono più gli stati, cioè insomma sei stato in tanti posti adesso. Sì, non c'è male. Non stiamo a fare i banditori, tanto è vero quello che...
Per cui è giusto che ti godiamo quando rimani anche un po' in Italia. Sì. È alla fine del mese che parti per andare in Scozia, ho capito bene? Il prossimo venerdì vado in Scozia. Esatto. In Scozia non ci vai mica per soldi perché sono tirchi, ti pagano poco in Scozia. Questa volta hanno le maniche larghe. Sì? Sono di maniche larghe. Non so se lo fanno, sono così solo con me perché gli ho detto che sono romagnolo e che i romagnoli li pagano bene. Cosa stai dicendo? In Scozia conoscono i romagnoli, sì. Ti dirò una cosa molto particolare. Per un romagnolo imparare l'inglese da uno scozzese è molto facile perché hanno la stessa R. Infatti io quando ero giovanotto, che mi ero innamorato di una ragazza per la sua bellezza... Un'altra? Sì, un'altra, ma sempre per la sua bellezza interiore. Lei era scozzese, ho avuto una relazione con lei ed è stato con lei che ho imparato bene l'inglese. E avevo notato questa particolarità che nella loro fonetica l'inglese parlato dagli scozzesi ha certe consonanti molto simili alle consonanti dei romagnoli, come i romagnoli pronunciano le consonanti. Per un attimo mi ero spaventato, mi sembrava di vedere Fresia qui davanti. Per un attimo. Dai, io ti ho dato uno sbuzzo di intellettualità mica da ridere, cioè faceva più piangere che ridere, però dai. Che poi l'inglese, secondo me, con tutte le storie che stai raccontando di flirt, te conosci bene il linguaggio internazionale soprattutto. Ah sì, anche lì me la cavo. Questo spero che lo conoscoano più persone. Da casa diranno, ma il numero quell'uomo lì lo fa? O... Ah sì, infatti, allora Fabio, prova a presentarlo te, ti presenta Silvia, dai. Un ospite internazionale con le sue 3 bacchette, Fabio. La musica. È importante anche la posa finale. Com'è la posa finale? Era per vedere se l'avevi improvvisato o la rifacevi uguale. Però ho studiato una ventina di volte ieri sera prima di venire qua oggi. No, la farai sempre così.
in questo numero? Ma dipende, se inciampa o meno viene più o meno bene. Ascolti, sarà difficile, però vogliamo dare la possibilità a uno di questi attori di cimentarsi? Lui che mi sembra, proviamo, signore che mi sembra molto atletico. Signore tutto tondo. Facci risaltare Vuoi bene. che ti faccia vedere prima? Ma ha visto bene? Ti rubava i trucchi con lo sguardo. Vai. Basta che non ti fai male, va già bene. Può provare? Concentrati bene. Sembra facile. Chiaro che qui abbiamo un cantante lirico in carriera. Che 2 secondi. No, effettivamente ci vuole le donne hanno più manualità, non so. Ma una domanda, al ristorante giapponese il sushi lo mangi con la forchetta o con le bacchette? Perché sarebbe... Sia con le bacchette che con la forchetta. Comunque questa è stata una domanda indovinata perché quello per l'esattezza è un antico gioco cinese, sempre dall'Oriente. Quindi potresti dare lezioni come imparare a mangiare con le bacchette? Sì, ho visto la maratona su Karate Kid sul canale 8 domenica scorsa, il maestro che prendeva le mosche con le bacchette è stato fenomenale. Fantastico. Allora non è che ci seduce anche lei, cioè sembrate ormai che fate a vita a voi stante, voi due, parliamo tra di noi. Si vede che è un uomo che comunque ha del ci vissuto, sa con le bacchette, manovra, insomma, si vede. Cioè il fascino delle bacchette, mica... Esatto. No, perché adesso se te ti vai a innamorare che poi parte, è un casino. Lo sai che parte? Me ne farò una ragione, insomma, mi consolerò con l'uomo tutto tondo che ha a che fare con la sfera. Lui è più un giocoliere da sfera. Ti mando una cartolina comunque. Ok, va bene. Con o senza gonna? Perché là portano la gonna. Con la gonna. Okay. Diciamo... Perché tu ti adatti giustamente al vestire locale. I costumi del luogo, sì, chiaramente. Giusto. Ma che soggetto, eh? Allora c'è una foto che avresti voluto fare, che hai perso, ti è capitata l'occasione, il personaggio, la situazione, il luogo e non l'hai fatta? E dici, porca miseria, adesso a recuperarla sarà dura. Sai con chi? Te lo chiedo, non lo so. Con Rovazzi. Con Rovazzi. È venuto al Carnevale di Cento quest'anno. Era più invisibile lui che tutti gli altri che ci giravano attorno. Andava in camerino e usciva, andava in camerino e usciva, andava in camerino e usciva, faceva l'esibizione, tornava dentro. Questa mi manca, tant'è che ho fatto il selfie contro un muro bianco e poi fai il fotomontaggio. Poi faccio il fotomontaggio. Non puoi fare i fotomontaggi No, non so se l'abbiamo detto prima nei camerini o l'abbiamo detto in diretta, non mi ricordo più, ma a chi con questa mania del selfie, no, l'abbiamo detto, no, l'abbiamo già detto prima, nel primo tempo, che ti hanno paragonato a Paolini? Di che offenditi se ti paragonano. Sì, no, difatti te hai un altro non ho gli occhiali, vabbè, il colorito è simile e i capelli sono un po' più ordinati i miei. Aspetta. A noi non potresti fare, mentre noi continuiamo a parlare, che rimane anche un bel ricordo, stiamo finendo la stagione di Ingresso Libero, una bella foto artistica con tutti gli ospiti e compreso Faccio te. una panoramica dopo. Finita l'altra puntata o sì. La vuoi fare adesso in diretta? Finito? Finito, perché è tempo che mi alzo e la faccio e torno a sedere, è già finita la trasmissione, con le mie velocità. Va bene, allora ragazzi, salutate i vostri colleghi da casa, siete stati all'altezza, li avete rappresentati bene secondo voi gli altri colleghi del gruppo che non sono potuti venire? Forse gli altri erano meglio, però no, il convento passava a noi, no, nel senso che sono tutti veramente molto bravi e soprattutto c'è un feeling tra noi che è importante. Poi chiaramente chiamarci artisti è una parola molto grossa, però diciamo... No. Però l'importante è, almeno mi sembra di aver capito, qualcuno l'ha ci divertiamo. Se attraverso il teatro, l'andare in luoghi, andare in situazioni con tante persone che non conoscete, vi ha portati a
a rimettere anche in discussione il modo di rapportarvi col prossimo, che può essere anche diverso, anche meno in difesa, più aperto, non so. Sì, chiedo. Sicuramente, adesso O poi voi passo la eravate voce, già... sicuramente serve molto anche per aprirsi, per essere più spontanei anche nei rapporti di tutti i giorni. Quindi lo consiglio, ecco, il corso perché di comicità. ci hanno abituati molto a essere un po' ingessati, ci dicono il modello è questo, sì, così, guarda come fanno gli altri, e ci dicono troppo poco. Qual è la tua natura? Rispettala, sì, soprattutto quello che sei. Certamente. Secondo me fare sto lavoro, cioè chi fa questo lavoro, cioè che è un lavoro come attore, artista, è fare divertire quello che dopo che guarda la televisione. Cioè l'artista, io non sono un artista, cioè l'artista fa divertire chi la guarda, cioè questo è lo scopo che mi piacerebbe a me o ai miei compagni di scuola. Cioè ti piacerebbe dare un po' di buon umore, di sorriso, far divertire chi ci guarda, appassionarli, fargli passare qualche ora bella. Secondo me è questo quello che io vorrei fare divertire quello che ci guardano. No, ma io ti ho visto riuscirci. Speriamo. Bruno, vuoi dire qualcosa? No, Bruno vorrebbe solo dire i nomi di tutti gli altri, se mi dimentico qualcuno ditemi. Te li ricordi, ma dai? Sì, Rosetta, Maria Giovanna, Ornella, Patrizia 1 e Patrizia 2, Adelmo, Eros, Ivano, Lorenzo, il nostro prete spretato, Filomena, poi chi c'è ancora? Forse li hai detti tutti, dai. Forse li ho detti tutti, però siamo proprio un bel gruppo. Bene. Bello. Bravi. Allora, anche tu quindi tu sai lavorare sia da solo che quando sei i cori, quante persone contemplano? Contemplano, diciamo che a seconda del tipo di opera. Aspetta, dice Bruna che Umbertina, ecco. Tra l'altro è venuto una volta in trasmissione. Umbertino, sì. No, che non litighi il gruppo perché manca. Ecco, abbiamo completato il gruppo, perfetto. Di pure? No, vabbè, a seconda del tipo di opera ci possono essere dei cori ridotti da 24 persone, 32 persone, fino a opere che necessitano di cori grossi, 80, 90. Poi chiaramente tutto sta nel valutare anche le esigenze di bilancio. Hai lavorato all'Arena di Verona? No, all'Arena no, ho iniziato qui in Emilia Romagna, Bologna, Parma, Modena, poi mi sono spostato a Macerata, Torino, Cagliari e negli ultimi anni mi sono assestato in Toscana, quindi Pisa, Lucca, Livorno e il Festival estivo di Torre del Lago. Oggi non c'è una sovrapproduzione di canzoni rispetto a una volta, no? Chiedo, non lo so. Ma tutto sommato ce n'erano tante anche una volta. Tu dici quelle che sono solide sono quelle che poi passano, rimangono nel tempo, non passano. Beh, questo ce n'erano anche una volta. Probabilmente sì, anche se io adesso non voglio prendere delle posizioni perché io non ascolto molto la musica oggi come oggi veramente, quindi sono rimasto un po' indietro comunque. Però hai una funzione anche storica, anche di memoria. Penso che tante persone siano interessate a risentire dei brani di quelle epoche. Ma spero anch'io, perché effettivamente c'erano delle canzoni veramente moderne anche come testi, anche se spesso magari c'è l'immagine della canzone un po' sciocca, del testo un po' semplice, però tutto sommato contestualizzate nel periodo, nelle situazioni eccetera, avevano un loro senso ed erano anche moderne. Credo anche che ci siano autori che vanno in realtà a ispirarsi, a prendere qualcosa da canzoni passate che la gente non conosce e non sa, ma in realtà servono ai compositori come sì, servono poi soprattutto servono poi comunque ogni cosa è sempre frutto di un passato precedente, insomma, quindi
fanno parte di un tassello. Ci dicono che noi dobbiamo, scusate, abbiamo spalato perché Davide è prolisso, Davide Battilani, sto scherzando, è talmente simpatico che viene voglia di stimolarlo, ma che simpatia hai, ma come fai? Non lo so. È naturale, è una bellezza naturale. Sono quelle simpatie così. Allora Fabio, Silvia, Lucio, Davide anch'io, ciao Giulio, Pietro, Antonino, Bruna, vi salutano e ci vediamo qui per il gran finale la prossima volta, ci sarà anche lì da divertirsi, ci ha promesso che viene da Colorado Rinoceronte e poi ci tornerà Antonio, Valentina, chi può di voi è rinvitato, chi è libero è rinvitato. Ciao ragazzi. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Whoa, woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you